questa è una conferenza stampa, diciamo, di presentazione dell'ambito 2. Ecco, siccome come amministrazione comunale comunque abbiamo ereditato questo progetto, abbiamo avuto modo di parlarne anche in consiglio comunale, però sentendo anche la gente che chiede, che parla, che disquisisce, no, sul progetto, alberi, non alberi, allora ho detto è meglio organizzare, e lo faremo anche per altri progetti, anche in accordo con l'assessore all'urbanistica, anche progetti anche che riguarderanno il verde con l'assessore De Perini. Quindi ho proprio chiesto ai dirigenti e anche agli assessori che qualsiasi tipo di progetto che avrà anche una valenza pubblica, ecco, di presentarlo alla città, perché lo dico da sindaco, lo dico anche da cittadino, la gente delle volte parla e anche in maniera errata perché non conosce il progetto. Per questo ringrazio l'architetto Daniel Tiozzo, che è ovviamente il progettista di questo ambito 2, ringrazio il Cavaliere Cestaro per essere qui con noi oggi, che è la parte, diciamo, che rappresenta il privato, ecco, e quindi ringrazio poi gli assessori Tiozzo Massimiliano per la parte che riguarda l'urbanistica, l'assessore Serena De Perini per quello che riguarda ovviamente l'ambiente e il verde, visto che si parlerà anche di verde pubblico poi in questo progetto, Daniele Tiozzo Brasiola che è assessore allo sport, e poi capirete perché si parlerà anche di sport in questo progetto, e poi l'assessore Angelo Mancin che è assessore ovviamente ai lavori pubblici, perché chiaramente questo progetto interessano anche i lavori pubblici e la viabilità. Ringrazio anche il geometra Luigi Vianello, ecco, che è, diciamo, quello che sul campo sta seguendo appunto tutto quello che riguarda il cantiere dell'ambito 2. Rispondenza anche di natura amministrativa, che ha portato fortunatamente alla luce di questo progetto, che a mio avviso è un progetto che sarà sostanzialmente anche un progetto a pilota nella città di Chioggia, nel senso che è un progetto che sicuramente ha avuto e ha, e dopo lo vedremo, la possibilità di tenere insieme tantissimi temi e di approcciarsi con una maniera molto, molto puntuale. Prima l'area del Boschetto era sostanzialmente un vuoto urbano, poi possiamo dire che erano più o meno le eccezioni legate al tema verde le lasciamo a latere, però sicuramente era un vuoto urbano, uno spazio inaccessibile alla maggior parte della nostra comunità, e quindi l'obiettivo principale era quello di definire questo vuoto urbano, di avere un rapporto consapevole con l'ambiente circostante, perché siamo di fronte a un'area nevralgica nel quale vi sono anche i giardini pubblici accanto, e quindi di conseguenza, come ho detto prima, ricucire il tessuto urbano, perché sostanzialmente quella è una grande cerniera. Come ultimo obiettivo, che sintetizza tutto quello che abbiamo detto fino adesso, è creare una città e una parte di città a misura d'uomo. Il progetto sostanzialmente quindi si occupa di dare sfogo a questi presupposti, a questi obiettivi, attraverso due percorsi. Il percorso ludico verde, che è un percorso che sostanzialmente dà modo ai cittadini di vivere delle esperienze attraverso dei servizi che vengono messi a disposizione, che sono chiaramente immersi anche in quello che vuole essere un nuovo ridisegno del verde cittadino, e dall'altra una passeggiata che in qualche maniera invece ha più un carattere di natura urbana e che, come dicevo prima, è quel tassello che ha l'ambizione di dare in là a un percorso più complessivo che viaggia in direzione est-ovest, quindi dal mare alla laguna. Un progetto che che crede nel verde come anche un attivatore di quelli che sono gli aspetti sensoriali. Il colore, i profumi non sono qualcosa di a sé stante. Noi quello che abbiamo voluto fare è un progetto che abbia un carattere di natura ontologico, cioè dove sostanzialmente sono stati tenuti assieme, chiaramente con tutti i limiti del caso, perché non siamo perfetti, siamo coscienti che in qualche maniera tutto è migliorabile, però abbiamo cercato di tenere insieme anche tanti altri aspetti, come proprio quello di natura percettiva. E quindi uno studio sulle essenze, uno studio sui colori delle essenze, sulle modalità con cui quello che stiamo vedendo cambia a seconda delle stagionalità, creando scenari via via sempre differenti e che si modificano nel tempo. Il progetto nella sua complessità, tra opere di urbanizzazione e di investimento sui manufatti, comunque è un progetto che si aggira complessivamente sui 15 milioni di euro. 15 milioni di euro, giusto? Tra la parte residenziale, l'opera di urbanizzazione, la parte commerciale, comprese le piante e gli alberi. E persone
stiamo cercando di averle. Noi qui non abbiamo nessuno e quindi le 35 persone che avremo speriamo di trovarle qua. Perché oggi noi vorremmo che i giovani, perché oggi si usa fare vai a studiare che poi quando sei laureato vai, poi non sanno dove andare, vanno in Germania, in Francia, in Inghilterra, in America, dopo 2 anni, 5 anni ti trovi e quando sei là cosa hai fatto? 2 anni ho fatto il pizzaiolo, poi andavo a fare la lavapiatti e alla fine qualcuno è bravo è riuscito. Però se abbiamo dei bravi giovani cerchiamo di dare loro, se uno è laureato non ha problemi di gestire un punto vendita e già ha la mentalità di essere bravo nel parlare col personale, perché oggi per noi il requisito di base è il rispetto delle cose, rispetto delle persone in particolar modo. Il cliente quando entra deve dire vado perché al di là della qualità voglio anche il servizio e deve essere fatto da brave persone. Li richiamiamo molte volte, qualcuno è arrivato non ha capito qual è il mestiere che noi vogliamo e magari abbiamo cercato di farlo vedere. Noi vogliamo bene la gente. Il nostro concetto è questo, vogliamo andare d'accordo con le amministrazioni, tutti quelli che sono presenti, perché vogliamo dire tagliamo il nastro un giorno, vediamoci, andiamo a bere il prosecco, magari anche qualcos'altro, andiamo anche a cena, visto che i pesci ce ne sono, e vorremmo essere amici di tutti. Noi lavoriamo così, non mi interessa i grandi paroloni, chi dice ma vogliono fare questo, no, noi vogliamo lavorare. La nostra azienda lavora, fa il suo lavoro e dà una mano a molta gente. Non voglio dire che, però nel momento